Se non si applicavano nello studio erano costretti ad inginocchiarsi sui sassi, oppure in casi estremi, se non dimostravano sufficiente ubbidienza ed impegno, dovevano addirittura ingoiare del sapone. Sono solo alcuni degli episodi di violenze fisiche e psicologiche che vengono contestate ai due gestori della casa famiglia Pettirosso di Castelfranco. A raccontare quanto avvenuto tra le mura della struttura protetta, 4 bimbi ospiti che all'epoca dei fatti, che vanno dal 2009 al 2012, avevano all'incirca 10 anni. Si sono confidati con una dottoressa che frequenta il centro per seguire le condizioni di salute degli ospiti, tutti bambini con un passato difficile o condizioni familiari precarie alle spalle. Nell'udienza preliminare di oggi il gruppo Angelo Mascolo ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio del PM Valeria Sanzari per i due coniugi che da anni gestiscono la struttura e che mai si aspettavano di dover affrontare accuse così pesanti. È stato un fulmine a ciel sereno questa inchiesta che li ha visti coinvolti. Oggi abbiamo fatto l'udienza preliminare, sapevamo già che il luogo deputato era il dibattimento per chiarire le varie vicende e quindi contiamo in quella sede di dimostrare la completa estraneità delle accuse che gli sono state mosse. La difesa ha affidato a degli esperti, tra cui un neuropsichiatra, le perizie che dovrebbero fare luce su quanto accaduto. È probabile che anche i bimbi che avrebbero subito i pesanti maltrattamenti vengano sentiti nel corso del processo. Non si può attribuire fatti di carattere anche generico o anche specifico senza contestualizzarli e quindi attraverso anche l'operato di psicologi o operatori di settore di dimostrare la loro completa correttezza di intervento in quei fatti, in quelle vicende.